Martedì 19 dicembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Vedremo a Maletto una bella iniziativa fatta in ricordo di chi è morto purtroppo di sclerosi laterale amiotrofica. Poi ancora che fine ha fatto il salario minimo e poi il canto lirico italiano che diventa patrimonio dell'umanità. Ma prima di tutto, come sempre, l'attualità. C'è una clamorosa svolta nelle indagini sul docente sospettato di abusi sessuali a Messina. I carabinieri lo hanno arrestato, è un insegnante dell'istituto tecnico commerciale IACI ed è accusato appunto di atti sessuali con minorenni. Una storia tutta... Una indagine coordinata dalla Procura che era stata avviata nell'ottobre scorso. Questa è la scuola. Dopo la denuncia della madre di un allievo è emerso che l'insegnante dal gennaio di quest'anno, quindi da quasi un anno ormai, avrebbe commesso atti sessuali con questo giovanissimo in cambio di denaro e altri costosi regali, fra cui 2 scooter, 2 telefoni cellulari e una PlayStation. Ecco perché poi la mamma ha sporto denuncia, perché naturalmente è insospettita dalla provenienza di tutti questi regali. Il docente è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi. A Palermo è stato individuato il pistolero dello Zen. Vi ricorderete 2 sabati fa i colpi di pistola in aria al culmine di una rissa in via La Lumia. Adesso quest'uomo che ha sparato ha finalmente un volto, si cerca l'arma e si cerca anche di capire se c'è un senso in quella notte di follia. Vediamo. Un video divenuto virale, un uomo che al culmine di una rissa in via La Lumia a Palermo spara dei colpi di pistola in aria. Dopo 8 giorni da quell'episodio i carabinieri hanno identificato l'uomo che ha fatto fuoco. A sparare almeno 7 colpi di pistola tra tanti giovani che scappavano è stato un trentenne del quartiere Sperone. L'uomo avrebbe precedenti per rapina. I carabinieri gli hanno dato un nome da giorni e ora stanno ricostruendo il ruolo delle altre persone che hanno partecipato alla rissa sfociata nelle pistolettate. A scatenare il folle gesto sono stati dei futili motivi. È stato possibile identificare l'uomo attraverso una disamina delle immagini di videosorveglianza della zona in cui è scoppiata la rissa. Colpi di pistola che sono stati sparati anche nel quartiere Zen, ben 14 contro la porta di un'abitazione al 3° piano in via Costante Girardengo. In casa c'era un nucleo familiare e non ci sono feriti. Un fatto simile era accaduto 2 mesi fa, precisamente il 22 ottobre, sempre ai danni della stessa palazzina dello Zen. Quella volta i colpi d'arma da fuoco, 6 in totale, ne avevano contati gli investigatori, erano stati sparati contro l'abitazione di Gaetano Giampino di 79 anni. I proiettili erano finiti in parte contro il muro dell'abitazione, altri erano entrati in casa dalle finestre. E adesso parliamo della bella iniziativa che è stata fatta ieri a Catania in vista del Natale, un albero di Natale all'aperto realizzato con i caschi antinfortunistici. L'obiettivo naturalmente dei lavoratori del sindacato è quello di sensibilizzare sul problema della sicurezza sul lavoro che dalle nostre parti è un problema molto acuto. Infatti i dati INAIL sono da brividi. A Catania e provincia ci sono stati in 10 mesi 6.000 infortuni. Vediamo. A Catania registriamo quasi 6.000 denunce di infortunio nei primi 10 mesi dell'anno. Senza lavoro non si vive, ma di lavoro a volte si muore o si finisce in ospedale con gravi conseguenze per la salute. Nei cantieri siciliani si investe poco in sicurezza e la mancanza di ispettori fa il resto per un'emergenza che non può e non deve passare inosservata. Un messaggio forte e chiaro arriva però da Catania, dove è stato realizzato un albero di Natale con decine di caschi antinfortunistici montati nel cantiere Parcheggio Sanzio. L'obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni perché i numeri dell'INAIL sono impietosi. Non possiamo dimenticare che dietro ogni infortunio c'è una famiglia. Su questi numeri quanto pesa l'assenza di un certo numero di ispettori? Sicuramente la forza della vigilanza è importante come deterrenza sul fatto che debbano essere effettuati controlli sicuramente maggiormente incisivi ed efficaci, ma noi non possiamo parlare di controlli se non facciamo un investimento nella cultura della sicurezza che deve partire dalle scuole, ma deve diventare un comportamento quotidiano per ciascun cittadino. L'installazione dell'albero per la sicurezza è una iniziativa nazionale promossa dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro ed ANCE.
Rappresentano proprio le vittime che ci sono state, che ci sono dovute agli infortuni sul lavoro, oppure anche gli infortuni gravi che molte volte succedono. Ci teniamo come ANCE Catania a tenere alta l'attenzione e sensibilizzare sulla cultura per la sicurezza sul lavoro. L'iniziativa è basata sull'idea progettuale dell'artista Francesco Sbolzani. Beh, decisamente suggestiva, anche se naturalmente induce a riflettere amaramente. Adesso passiamo al calcio, dove c'è stata una doppia sconfitta per il Catania. Prima il ricorso respinto e le porte chiuse, quindi, e poi la doccia gelata con il Sorrento che è passato 1-0 nel deserto del Massimino. Ha deciso una botta di De Francesco e questa è l'8ª sconfitta stagionale per i rossazzurri. Senza pubblico, senza idee e senza punti. Dopo la vittoria sul Pescara in Coppa Italia, il Catania si inceppa di nuovo in casa e viene trafitto dal Sorrento che nel deserto del Massimino conquista 3 punti pesanti in chiave salvezza. Per i rossazzurri è l'8ª sconfitta su 18 partite giocate e la 4ª casalinga che evidenzia, se mai ce ne fosse bisogno, un girone d'andata insufficiente con la squadra che necessita di rinforzi dal cosiddetto mercato di riparazione. Lucarelli, che deve fare a meno per infortunio di alcuni titolari, schiera De Luca come terminale offensivo nel 4-2-3-1, dando spazio dal primo minuto ad uno degli interpreti più in forma. Il Catania viaggia a scartamento ridotto, ma tenta almeno in avvio di costruire. Il Sorrento prova a ripartire e lo fa con qualità. Sono gli etnei a creare le prime occasioni con Chiricò, Castellini e Lorenzini, con i difensori che cercano di sfruttare le leve, come è successo in Coppa Italia. Poi ci prova Marsura, ma Del Sorbo fa buona guardia. I campani si limitano a controllare, ma allo scadere del primo tempo arriva il colpo che mette KO il Catania. De Francesco, lasciato libero di prendere la mira, calcia da 25 metri e manda la sfera nell'angolino con Beders apparso poco reattivo. Nella ripresa Lucarelli cambia posizione ai 2 esterni d'attacco, Chirico va a sinistra e Marsura a destra, ma il risultato non cambia. Il Sorrento, sfruttando la qualità a centrocampo, argina gli assalti per le abilità confusi dei padroni di casa. Lucarelli finisce con 4 attaccanti, ma il forcing, senza una vera punta di Carmine out per infortunio, non produce gli effetti sperati. Vince il Sorrento e per il Catania è notte fonda. Emanuele, immagino che i giornali siciliani, soprattutto la Sicilia, daranno spazio a questa come dire, triste notizia. Assolutamente sì, partiamo proprio dal posticipo di ieri sera e dalla Sicilia. Vediamo qui nella pagina appunto sportiva, nel silenzio del Massimino i rossazzurri si sgonfiano e arriva un'altra sconfitta. Catania-Sorrento finisce appunto 0-1, gran botta di Di Francesco ai campani, basta una rete alla fine del primo tempo. Nella ripresa Lucarelli schiera 4 attaccanti, ma il forcing etneo non produce effetti. E nell'altra pagina vediamo anche la delusione di Lucarelli, che dice: non riusciamo ad andare in gol. In questa intervista il tecnico: il calcio è agonismo, ma noi facciamo fatica a concretare certe cose. Con la presenza del pubblico avremmo forse disputato una sfida ben diversa. Rocca e Curado, rammarico per le occasioni perdute, ma non siamo stati cattivi. Insomma, poi vediamo la classifica, il Catania che si trova più o meno a metà classifica con 22 punti. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia, appunto la notizia è doppia sconfitta, perché abbiamo sentito sia l'assenza di pubblico prima e poi questa sconfitta con il Sorrento. E poi andiamo a vedere invece le altre notizie. La manovra. Al bivio spunta l'ipotesi terza rata IMU. Le novità che poi vedremo meglio nella stampa nazionale: salvate le pensioni dei medici, super bonus, Fratelli d'Italia, Forza Italia, scusami, spera nel 1000 proroghe. E ancora accuse sulla MES, Conte che chiede il giurì contro Meloni. Questo per quanto riguarda il governo nazionale. Per quanto riguarda invece quello regionale, si parla anche qui di finanziaria. Falcone non molla, l'assessore all'economia, approvandola entro fine anno, 2 miliardi all'economia siciliana. Scontro intanto Schifani e opposizioni. Poi ancora mobilità, non c'è solo il caro voli in Sicilia, perché le tariffe sono più salate anche per quanto riguarda i bus e i treni.
Ancora si parla del presidente Schifani, ma per quanto riguarda il processo montante, prescrizione Schifani, l'accusa si oppone, scatterebbe ad ottobre. Altre notizie, queste sono di carattere nazionale, violenza sulle donne, una storia che ha come protagonista una bambina che ha chiamato il 112 e ha evitato una tragedia. Aiutatemi, papà picchia la mamma. Arriva da Ancona questa storia. E poi il caso di cui si parla tantissimo, il Pandoro della Ferragni, che si scusa e dona 1 milione all'ospedale Regina Margherita. Altre notizie, andiamo a vedere nel taglio basso il report, le medie imprese trainano anche al sud, ma serve più coraggio. E ancora redditi familiari, tutta la Sicilia è in coda, il gap con il nord cresce. Andiamo a vedere nel taglio alto a Catania alcune notizie, il caso Eurospin, Bisignani a giudizio, a Giarre droga, mini market in una casa sono state arrestate 2 persone e poi sempre da Catania arriva una storia di un ragazzo che ha sfidato se stesso, è partito dal Duomo di Catania, pensa, ed è arrivato sino al rifugio Sapienza, di corsa fino all'Etna. Ivan ce l'ha fatta, tra l'altro un ragazzo che rischiava di perdere una gamba. Tra poco vediamo questa notizia, ma intanto parliamo dei voli per la Sicilia, che sono ormai una piaga di questo periodo. Sono più cari del 29,2%, ma più salati anche treni e pullman. La battaglia delle tariffe, Schifani torna su questa archiviazione dell'antitrust e dice molto discutibile. Intanto parte una nuova tratta che collega direttamente Palermo a New York, questo dal 9 giugno. Andiamo a vedere la pagina invece sempre della Sicilia, ma della provincia di Catania, questo caso Eurospin, Bisignani a giudizio. Il processo è collegato al progetto di questo hard discount che doveva sorgere a Cibali. La difesa, dice dibattimento, dimostrerà l'estraneità. 2 assolti in abbreviato. Chi è Biagio Bisignani è il direttore dell'urbanistica del comune appunto di Catania, rinviato a giudizio assieme ad altri 4 imputati per questo progetto di questo Eurospin appunto che doveva nascere nel quartiere di Cibali. E poi vediamo l'impresa di Ivan di corsa fino all'Etna per 37 km e mezzo in 5 ore e 46 minuti, dall'incubo di perdere una gamba al record da maratoneta. Adesso mi resta la sfida della laurea a giugno. Il vento e il freddo potevano giocarmi un brutto scherzo, ma ci sono riuscito, lo vediamo qui appunto in pantaloncini dopo aver compiuto l'impresa. Vediamo sempre su questa pagina altre notizie. Nel taglio alto si parla dell'istituto Ferrarin, che è un istituto tecnico aeronautico che verrebbe accorpato al nautico, e il Ferrarin ha una storia di istituto d'eccellenza, quindi no all'unione appunto con il nautico. Protesta di studenti, genitori e docenti contro il decreto regionale antispesa dell'assessore regionale Turano, che prevede appunto l'accorpamento di questi 2 istituti. Frecciate alla Lega. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere invece la prima pagina di Palermo. Si parla degli invisibili. Chi sono? I clochard. Viaggio al termine della notte, morte di 2 clochard invisibili. Franco è deceduto domenica, Christian invece ucciso 2 mesi fa. La Croce Rossa dice serve un piano straordinario. Poi c'è l'intervista al nuovo comandante dei Vigili Urbani di Palermo, si chiama Angelo Coluccello, contro tutte le emergenze della città, regole e tecnologia. Altre notizie in prima pagina, vediamo intanto questa fotonotizia dedicata a Morricone. Un inedito di Morricone riemerge a Sciacca. E poi per quanto invece riguarda la crisi economica, stop al reddito di cittadinanza, 86.000 famiglie sarebbero esodate, quindi non troverebbero posto in quello che è l'assegno di inclusione che sostituisce appunto il sussidio del governo Conte. La manovra, Roma scippa 3 miliardi alla regione, costretta a tagli su lavoro. Quindi non ci sono solo imprese. i soldi del ponte in discussione, ma ci sono addirittura... che cifra dice? 3 miliardi. 3 miliardi. Sono 3 miliardi, andiamo a vedere questo approfondimento perché
Cos'è che così diciamo rischia? Intanto gli impianti di depurazione, che sulla programmazione 2014-2020 pesano per oltre 1,2 miliardi, ma ci sono anche a rischio gli impianti di riutilizzo dei rifiuti differenziati come carta, plastica, vetro, metallo e umido, quindi poi rischiano anche le infrastrutture stradali, i fondi per le periferie delle grandi città, i progetti su istruzione e formazione, la prevenzione del dissesto idrogeologico, insomma il conto per la Sicilia, come scrive qui Repubblica, rischia di essere salatissimo, appunto. Vediamo, Roma scippa 3 miliardi, regione costretta a questi tagli sul lavoro, servizi e imprese. Andiamo a vedere sempre all'interno l'apertura di oggi, che è questo reportage, viaggio al termine della notte, Franco e Christian, morte di 2 invisibili. L'ultimo è deceduto ieri per cause naturali, l'altro uomo era stato ucciso mesi fa e appunto c'è la Croce Rossa che chiede un intervento, un piano di intervento straordinario. E poi le iniziative. La cena nella mensa dei Cappuccini, siamo a Palermo, ha aperto il Natale del volontariato. Ospitati in 150 famiglie indigenti, disoccupati, senza tetto, il programma dei prossimi giorni. E poi, come dicevamo, si è insediato il nuovo comandante dei vigili urbani di Palermo, che dice: regole più tecnologia, contro le emergenze della città, porto lo spirito del carabiniere. Se una cosa non si può fare, lo voglio sapere subito, perché ne devo disporre un'altra per migliorare davvero le condizioni di Palermo. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni. Le carenze di personale, arriveranno 30 giovani agenti per lavorare al fianco dei vigili con più esperienza. Facciamo il fuoco con la legna che abbiamo. Queste appunto le parole, qui lo vediamo nella foto, Angelo Coluccello. Non bisogna chiudere i locali, questo a proposito di mala movida, bisogna governarli facendo rispettare orari e norme. E ancora, non lascio in secondo piano le periferie, sono cresciuto nell'Arenaccia di Napoli, so di che cosa parlo. E a proposito di quello che succede a Palermo, come abbiamo sentito nel nostro servizio, identificato il pistolero di via La Lumia. È stata una sfida tra bande. Ha 30 anni, vive nel quartiere Sperone, non ha un lavoro ed è un pregiudicato. L'altro gruppo antagonista di questa sparatoria è della Zisa, del quartiere della Zisa, appunto. Qui si vedono ancora le immagini di quella notte, era il 9 dicembre, sabato 9 dicembre, poi questa immagine che insomma è abbastanza come dire chiara di quella che è un po' la situazione di Palermo. Ecco, un colpo di pistola sparato in aria, qualcuno addirittura ha paragonato a Gomorra quello che sta succedendo. Cambiamo adesso quotidiano, andiamo al Giornale di Sicilia. Un volto nuovo per 3 periferie, sottoscritto l'accordo di programma tra Regione e Comune, recuperati 62 milioni di fondi ex Gescal, saranno rifatte vie, piazze, scuole allo Zen, a Borgo Nuovo e allo Sperone. Se vuoi abbiamo un attimo per vedere anche la Gazzetta del Sud, vediamo la prima pagina che apre con la finanziaria in Sicilia e guerra, l'opposizione vuole sbarrare la strada al governo regionale, naufragato all'Ars il tentativo dei negoziatori di trovare un accordo. Bene, vedremo gli sviluppi allora nel corso di queste prossime ore, intanto facciamo una pausa e poi i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. C'è una notizia dell'ultima ora, 21 persone sono indagate, c'è stato un blocco immediato del flusso illegale delle IPTV, dei siti di live streaming delle più note piattaforme televisive. È un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania contro la pirateria televisiva. Quindi 21 indagati, blocco del flusso illegale di queste trasmissioni, numerosi i sequestri della polizia
polizia postale che è su tutto il territorio nazionale nei confronti degli appartenenti a un'associazione transnazionale che avrebbe avuto profitti mensili per svariati milioni di euro. Poi naturalmente nel corso delle prossime ore cercheremo di avere maggiori particolari. Vai Emanuela con la rassegna stampa nazionale. Sì, partiamo oggi dal Sole 24 Ore perché c'è in primo piano la manovra finanziaria, quindi vediamo pensioni, comuni, affitti brevi e mutui, tutte le ultime novità della manovra. Primo ok in commissione al Senato, nessun intervento per rinviare il super bonus. Parla Bonomi che dice andare avanti sulle riforme, subito i decreti sugli incentivi. Quindi la legge di bilancio, dicevamo, conquista il primo sì in commissione al Senato, ora il testo va in aula dove il voto è atteso per venerdì. Le ultime novità riguardano la conferma della salvezza delle pensioni di vecchiaia per i medici, i nuovi aiuti ai giovani sui mutui, le precisazioni sugli affitti brevi e il taglio al fondo investimenti dei piccoli comuni. Nuovi fondi poi per le misure contro la violenza sulle donne e per il presidente, dicevamo, di Confindustria, dopo la manovra però sono necessarie riforme e i decreti appunto sugli incentivi. Della riforma parla anche il Corriere della Sera e mette appunto in primo piano la notizia: case e fisco, sì alla manovra. Primo via libera al Senato sui migranti, nuovo duello Meloni-Schlein. Resta esclusa la proroga al momento del super bonus, il voto definitivo dovrà arrivare entro il 30 dicembre. Sempre a proposito di governo e di politica, Giorgia, la candidatura e i riflessi sulla alleanza, i piani di Giorgia Meloni per la candidatura alle europee e i riflessi appunto sugli alleati della maggioranza. Ancora al Colle, queste le parole di La Russa che hanno fatto molto discutere. La Russa sul premierato dice: al Colle solo i poteri previsti dalla Carta e il PD insorge. Ancora Conte, restiamo nel taglio alto, la Premier e le frasi sul MES, un giurì d'onore, dica chi mente, la sfida del leader del Movimento 5 Stelle. Mentre invece nel taglio centrale vediamo la foto di Chiara Ferragni, le scuse social di Ferragni: ho sbagliato, dono 1 milione, dopo la multa sul caso dei Pandori ingriffati per beneficenza, ma beneficenza non ce n'è stata. La svolta del Papa. Andiamo in Vaticano, benedizione per le coppie gay, è un'apertura, però il pontefice precisa non è un matrimonio. Blitz sulla Salaria, gli ecoattivisti vengono investiti e picchiati, siamo a Roma, blocco stradale e tensioni. Andiamo a vedere all'interno la notizia di apertura che è appunto dedicata alla manovra finanziaria. Vediamo alcune novità che sono introdotte nel testo. Intanto la cedolare secca, come era stato già anticipato, sarà al 21% sulle locazioni, si sale al 26% però dalla seconda casa in affitto in su. Il ponte sullo stretto, parte delle risorse arrivano dal fondo di coesione, il costo massimo, andiamo a vedere questa notizia che ci riguarda appunto da vicino, per la costruzione del ponte sullo stretto resta fissato a 11,6 miliardi di euro, ma una parte dei soldi la metteranno le amministrazioni centrali e soprattutto le regioni Sicilia e Calabria. Ancora 1 milione al Tecnopolo di Taranto, aiuti sui mutui per le famiglie a basso reddito. Vediamo altre misure, niente proroga per i condomini, ma c'è Forza Italia che si sta battendo proprio sul super bonus, che chiede una norma ad hoc, probabilmente verrà inserita nel milleproroghe. E ancora investimenti, colonnine per le chiamate SOS in piazze, metro e vicino agli stadi. Ma poi si parla anche di aiuti alle donne, soprattutto donne vittime di violenza, case rifugio e microcrediti appunto per aiutare le donne. Risorse per 40 milioni dal tesoretto dell'opposizione. Gelmini commenta: è un segnale importante. Andiamo all'altra notizia che riguarda il Presidente del Senato, polemiche sulla Russa che dice giusto ridimensionare
i poteri del capo dello Stato. Questo a proposito del premierato. Attacco a Mattarella, il presidente del Senato però dice insomma totale rispetto. Lui dice che un'elezione diretta del premier, ecco queste le parole di La Russa, andiamo a vedere, potrebbe ridimensionare l'utilizzo costante dei poteri. C'è una Costituzione materiale che ormai attribuisce al presidente poteri più ampi di quelli che la Costituzione d'origine prevedeva. Quindi queste sono le sue parole a proposito del premierato. E su questo argomento la Repubblica ci apre. Attacco al Quirinale, questo è il titolo di oggi. La Russa, il capo dello Stato, ha poteri più ampi di quelli dati dalla Costituzione. Il premierato, appunto, li riporterebbe nel loro alveo. Insorge il PD, puntano a una democrazia populista. Il giurista Zariti ricordano chi voleva il ritorno all'assolutismo regio. Ancora Conte, un giurì della Camera per Meloni e torna a sfidare Schlein. Sempre qui nel taglio alto vediamo, a proposito di diritti, il Papa, giusto benedire le unioni gay, la svolta del Papa che divide la Chiesa. Direi che si tratta di una presa di posizione estremamente importante. Già aveva detto chi sono io per poter dire che i gay non sono corretti, ma adesso questa è una cosa certamente clamorosa. Infatti le divisioni cominciano, la svolta del Papa divide la Chiesa, come hai appena letto. E poi invece un'altra notizia è la crisi del Mar Rosso. Vediamo la fotonotizia nel taglio centrale, la fregata italiana contro gli Houthi, questi miliziani yemeniti filo iraniani. Appunto qui vediamo la fregata che andrà nel Mar Rosso e porta il nome di un eroe della seconda guerra mondiale. La telefonata è prevista per l'alba di oggi. Guido Crosetto ha in programma un colloquio con il ministro della difesa americano Lloyd Austin. Con lui ragionerà dei dettagli della missione navale appunto al fianco degli alleati nel Mar Rosso. Avrà una funzione di deterrenza, sì, si deve immaginare, visto che noi non siamo coinvolti nel conflitto. Nel taglio basso vediamo la Ferragni, 1 milione di scuse per salvare la reputazione. Si parla di Messner, la vita e alla fine la morte non mi spaventa, un personaggio insomma dalle grandi imprese che continua comunque a scalare le vette più alte. Poi dall'estero invece Russia, Berlino, Putin attaccherà un paese NATO entro 5 anni. Andiamo all'interno, vediamo a pagina 2. L'apertura col premierato, il Colle rientra nella carta, La Russa diventa un caso. Le dichiarazioni del Presidente del Senato sulle prerogative della prima carica istituzionale aprono lo scontro. PD dice giù le mani da Mattarella. La precisazione invece di La Russa arriva subito per evitare l'incidente istituzionale. E poi a Zariti appunto parla il docente di diritto costituzionale alla Sapienza, dice vogliono ridurlo a un notaio, cioè la figura del Presidente della Repubblica. La loro cultura è lontana dalla Costituzione. Le parole di La Russa mi ricordano quelle di Sidney Sonnino quando nel 1897 evocò il ritorno allo statuto per ripristinare l'assolutismo regio. Poi insomma questi sono i punti di vista che... Per gli studiosi di storia e gli studenti, direi. Poi andiamo a vedere, c'è sempre una notizia su Repubblica e sono delle testimonianze di alcuni rider che raccontano picchiati e rapinati, rider in rivolta, la polizia ci protegga dalle baby gang. Ancora una volta si parla proprio dei giovani, dei giovanissimi che si rendono protagonisti di casi, di episodi di violenza. In città, a Firenze è alta tensione, i fattorini si organizzano per dare la caccia ai violenti. Da Roma a Palermo sono sempre più nel mirino
mirino della criminalità in strada. A Firenze, dicevamo, dopo l'ennesima aggressione, a decine si radunano davanti alla questura per chiedere protezione, più sicurezza per una categoria ai margini. Queste sono le proteste dei rider che già lavorano in condizioni molto particolari, ma che sono esposti anche ad episodi di violenza. Per esempio c'è questo rider pakistano che racconta: accoltellato in centro, sono sconvolto, adesso lavoro con il terrore addosso. Andiamo a vedere la Stampa di oggi, che invece apre con un dato: l'Italia è senza figli, c'è la crescita bloccata, non si arresta la crisi della natalità, dopo 17 anni siamo meno di 59 milioni, 5 anziani per ogni neonato, questa è la proporzione attuale del nostro paese. Blindata la manovra, salta la mini proroga per il super bonus, ecco come cambiano le pensioni, abbiamo già visto negli altri quotidiani, e poi anche qui si parla di riforme del premierato e delle parole di La Russa che finisce nel mirino. Fotonotizia, come fa sempre la Stampa, mette a confronto due personaggi, in questo caso due donne. Da un lato c'è Federica Pellegrini, mamme ci vuole fede, la Pellegrini... Cioè lei? Sì. Se stessa. Sì. Pellegrini è la mia scelta nell'era dei femminicidi. Lei ultimamente insomma ha fatto una serie di affermazioni importanti. E poi una storia poco chiara invece. È un bel titolo Sì, anche questo. sì. La Ferragni, 1 milione in beneficenza dopo gli errori. No, da notare il look Sì. della Ferragni, che non è più quello di No, una volta, è diventato subito il look, diciamo, è dimessa, addolorata, sì. dimessa. In Dimessa. questo video ha chiesto scusa, e appunto andiamo un po' a vedere le scuse della Ferragni, che sono un po' su tutte le prime pagine dei giornali. Eccola qua: Ferragni, ho sbagliato, pago 1 milione, l'influencer sta perdendo fan per questa storia e quindi ha detto donerò i soldi alla regina Margherita. Ecco quello che sottolineavi tu, la Ferragni prima e la Ferragni prima col panettone in mano, tra l'altro. Sì. Questa era la famosa, anche lo i spot. capelli sono cambiati. Sì. E poi la versione più dimessa, che chiede naturalmente scusa per quanto è successo. Anche il Giornale nel taglio alto mette la Ferragni che dice si arrende, scusatemi, dopo le parole della Meloni, tra l'altro, che sul palco di Atreju aveva tirato fuori anche la storia della Ferragni. Darò 1 milione in beneficenza, ma i social non la perdonano. Ti voglio fare vedere solo l'ultimo titolo. Dai, il vediamo. Riformista, che Sì. proprio ci apre: chiagne e fotte, la strategia del Come si dice a Napoli. Esatto. Questo è napoletano. La strategia del vittimismo di Giorgia e Chiara. Scusate il sorriso, ma è una bellissima battuta. Va bene, adesso facciamo una pausa, andiamo a vedere che tempo fa e poi dopo cominceremo con i primi ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla nostra penisola. Solo un po' più di variabilità potrà insistere sui settori meridionali della Sicilia. Vediamo ora nel dettaglio appunto la Sicilia, giornata con sole prevalente e un po' più di variabilità potrà insistere sulle province meridionali della regione, ma senza particolari conseguenze in termini di precipitazioni. Temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie, con valori che si aggireranno infatti intorno ai 16-17 gradi nelle ore centrali. Nel corso della giornata di mercoledì aumento dell'instabilità e specialmente nella seconda parte del giorno e sui settori meridionali della regione, con qualche fenomeno sparso. La ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, a tratti sostenuta, con mari localmente mossi ma solo al largo. Temperature che non subiranno particolari variazioni, con valori massimi che si aggireranno sempre intorno ai 16 gradi. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa vuoi qua? Ma che Tutti i giorni su Antenna Sicilia. questa roba qua.
E noi torniamo a parlare di Telethon, come potete vedere dalle belle sciarpe dei nostri due ospiti, Maurizio Gibilaro, che è il coordinatore provinciale di Telethon di Catania, e Andrea Bonina, che è l'ideatore di un bel evento di cui vi parlerò fra un momento. Perché torniamo a parlare? Intanto facciamo un bilancio. La maratona televisiva della RAI si è conclusa con 60 milioni di donazioni raccolte in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, a cominciare dalla SLA. Dopodiché, Bonina, è vero, giovedì a Maletto ci sarà un'iniziativa importante. Sì, giovedì 21 dicembre alla Sala Consigliare del Comune di Maletto ci sarà la conferenza stampa di intitolazione del campo sportivo comunale a mio padre, Stefano Bonina, è morto purtroppo di SLA 9 anni fa con questa brutta malattia, sclerosi laterale amiotrofica, e quindi organizziamo questa intitolazione, questo giusto riconoscimento, questo sogno si avvera di intitolare il campo sportivo a mio padre. Un ex presidente della squadra di calcio del Maletto negli anni 80-90, ha dato molto per la squadra, per l'ambiente, e quindi era giusto riconoscergli l'intitolazione del campo sportivo comunale di Maletto. Vabbè, deve essere anche una bella soddisfazione per un figlio avere un riconoscimento come questo, e Telethon deve come dire, ha un ruolo importantissimo in questo. Assolutamente vero? Sì, nella ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che sappiamo essere oltre 6.000, ovviamente anche la SLA fa parte di queste ricerche così importanti. Devo dire che gli italiani hanno risposto veramente molto bene alla maratona televisiva Telethon, amplificata dalle reti RAI, ma anche per quello che è stato il nostro prodotto solidale, il cuore di cioccolato, che è stato in tutte le piazze, oltre 4.000 piazze in tutta Italia. La raccolta è andata bene, gli italiani ci credono, gli italiani ci sostengono la Fondazione Telethon per la trasparenza e soprattutto per quello che fa appunto per le malattie genetiche rare. L'iniziativa di giovedì non è soltanto grazie a Telethon, ma ci sono anche altre associazioni, vero? Sì, ho cercato di coinvolgere, proprio perché mio padre è morto di SLA, ho coinvolto sia l'ARISLA, l'Associazione per la ricerca sulla SLA, ho coinvolto l'AISLA, l'Associazione Italiana per l'Assistenza sulla SLA, e ho coinvolto ovviamente anche, siccome si parla di titolazione del campo sportivo comunale di Maletto, ho coinvolto anche il Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Sicilia, Sandro Morgana, ci sarà presente il CONI Enzo Falzone, ci sarà presente il CONI Sicilia, il presidente dell'AIAC, quindi Associazione Italiana Arbitri, ovviamente l'AIA, Associazione Italiana AIAC, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, quindi José Sorbello, Lucio Tosto, Luca Di Gregorio, e quindi anche la parte sportiva, anche perché c'è tutto un progetto che poi si legherà ad un quadrangolare sulla ricerca per il 2024. Molto importante, molto interessante, complimenti naturalmente per tutto quanto. Torniamo a parlare un minuto di SLA, anche se ne è parlato parecchio a Telethon in RAI. Le cause rimangono ancora sconosciute, vero? Purtroppo sì, si sta lavorando su 4 geni che sono quelli che purtroppo danno questa malattia. Uno solo di questi è stato appena individuato, ma certamente ancora la strada è lunga per bloccare questi motoneuroni che poi fanno il danno. È anche difficile da diagnosticare, vero? La diagnosi arriva, come dire, facilmente, evidentemente poi quello che è il percorso della malattia diventa molto ostico nel corso del tempo, e noi, e certamente la ricerca scientifica, che ha bisogno di parecchi anni purtroppo per arrivare ad una soluzione, ci sta lavorando, e ci sta lavorando alacremente. Telethon ha investito parecchi milioni di euro su questa malattia, così come in tante altre. Certamente la strada è lunga. L'incidenza attualmente, leggo dalle statistiche, diciamo intorno, mi corregga se sbaglio, 3 casi ogni 100.000 abitanti per anno. È così. E la prevalenza è pari a 10 ogni 100.000 nei paesi occidentali. Ci sono dei farmaci? C'è qualcosa che al momento c'è soltanto un farmaco sperimentale, ma è solo sperimentale, non voglio dare false speranze a nessuno, e agisce soltanto su uno dei 4 geni che sono stati individuati, ma certamente, come dicevo poco fa, la strada è parecchio lunga. E in Italia ci sono circa 6.000 malati, si calcola. Abbiamo anche dei dati che riguardano la Sicilia?
E la Sicilia, dunque i dati esatti non ce l'ho aggiornati, ma certamente anche qui il caso del suo papà, ma tanti altri, ovviamente siamo a livello di 200-250 persone. Quanto ha detto? 200-250 persone, sì. Certo. Bonina, che esperienza è stata convivere con questa malattia? Un'esperienza difficile, perché comunque più difficile per chi ha la malattia, ma difficile anche per i familiari che stanno accanto al malato di SLA. È difficile per tutti i punti di vista, anche perché comunque è una malattia a tempo, è una malattia dove si cerca di avere sempre fino alla fine una speranza che si possa frenare questa malattia, ma purtroppo è una malattia a tempo di neurodegenerazione dei muscoli di tutto il corpo, dove rimani imprigionato nel corpo con la lucidità che ti lascia sino all'ultimo secondo, perché questa malattia ha questa caratteristica molto brutta, è quella di imprigionarti nel corpo, quindi di immobilizzarti e comunque lasciarti lucido sino alla fine. Purtroppo poi si può appunto morire per soffocamento, si deve ricorrere all'alimentazione assistita, si deve ricorrere a qualcos'altro che ti riesce a far migliorare un attimino la sopravvivenza, diciamo. Quindi in 1 anno e mezzo mio padre infatti è morto, è stato molto complicato sia la parte assistenziale ma anche la parte ovviamente poi psicologica, perché entra molto l'aspetto psicologico, no? E quindi per questo ho voluto fare intervenire il dottor Gallone del centro Cresla della città della salute di Torino, ha fatto un video intervento che manderemo in conferenza stampa, dove spiegherà esattamente l'ultima frontiera sulla SLA, la ricerca, perché solo loro a Torino veramente si occupano. L'ultima frontiera, chiarisca un po'. Ma allora loro dicono che al momento proprio l'ultima frontiera è quella di una proteina che viene, diciamo, che è un gene secerne, e quindi tramite un determinato farmaco che a breve hanno scoperto, stanno riuscendo a bloccare questa proteina che va a neurodegenerare un gene di questi 4 geni. Altri 3 ancora devono lavorare, devono studiarci, quindi è ancora un po' lunga la strada, però già è un primo passo dal 2014, quando è morto mio padre, ad oggi, al 2023, già è un passo, sì è vero, sono passati 7 anni, ma già qualcosa si sta iniziando sulla genetica, bisogna fare molte ricerche sulla genetica, mi dice il dottor Gallone. Questo ci fa capire l'importanza della ricerca e l'importanza dell'investimento del denaro, perché la ricerca, certo. Noi non ci facciamo caso, però è estremamente costosa e lenta, ma solo attraverso questa ricerca si può pensare di progredire nella, diciamo così, fronteggiare malattie di questo genere. Assolutamente sì, Telethon, la Fondazione Telethon vive da oltre 30 anni con i contributi degli italiani, i contributi spontanei ovviamente, e certamente si occupa di queste malattie orfane, come si dice in questi casi, perché nessuna casa farmaceutica metterà su una ricerca scientifica per pochi ammalati al mondo, e quindi ovviamente se ne deve occupare qualcuno, e Telethon lo fa veramente molto bene, appunto dicevo da oltre 30 anni. Davvero si fa come la conferma di quello che già sappiamo in grosso, diciamo, ma sentirvelo dire da voi ci fa certamente capire ancora meglio che cosa significa organizzare la ricerca di fronte anche all'atteggiamento delle case farmaceutiche, che è comprensibile, però certamente discutibile. Ci fermiamo qua. Lei ha avuto modo, mi scusi sempre senza essere invadente, di di condividere con suo padre il progetto che aveva? Non ho avuto il tempo. Parlando di tempo, non ho avuto il tempo. Però era quello che era giusto, avevo un sogno, lo volevo realizzare. Abbiamo fatto questa domanda in prefettura per l'intitolazione del campo a 9 anni dalla morte di mio padre, perché purtroppo per intitolare una piazza, un campo sportivo devono passare per legge 10 anni, però tramite un decreto si è riuscito comunque a far passare l'intitolazione del campo sportivo comunale. È bello perché saranno presenti, si realizzerà un sogno, sarà presente ovviamente anche, ci sarà All Star Sicilia di Luca Napoli, ci sarà Enzo Ingrassia, l'avvocato Enzo Ingrassia di Catania Rossa-Azzurra, quindi l'aspetto anche gioioso di quella giornata, perché ci sarà un progetto molto importante che ad oggi non posso dire nulla, ma comunque sarà una bella sorpresa, sempre legata alla ricerca sulla SLA, perché scenderemo in campo l'anno prossimo. Beh, ci faccio sapere, l'aspettiamo l'anno prossimo per avere informazioni. Certo. Intanto complimenti, perché giovedì a Maletto sarà una giornata ricca di emozioni, ma anche sì, una bella giornata, anche gioiosa, perché Maletto oggi ha anche dei bei mercatini turistici, ha mercatini di Natale, quindi sarà una bella giornata da passare ovviamente al paese di Maletto, città della Fragola. Ringrazio l'amministrazione, il sindaco in primis, ovviamente tutti coloro che si sono mossi per far sì che si realizzasse questa conferenza stampa di
titolazione del campo sportivo comunale di Maletto a mio padre. E da che ora si comincia? Si comincia alle 10:30, questo è l'orario di inizio della conferenza stampa e poi ovviamente... Sarà in Consiglio Comunale? Al Consiglio Comunale, alla sala consigliare del Comune di Maletto. Bene. Allora l'appuntamento lo trovate per gli interessati e poi per chi ci ascolta da quelle parti e per le 10:30 al Comune di Maletto. Complimenti. Saremo presenti a sostegno di questo, certo. Ovviamente. Teleton non mancherà di essere presente, certo, non solo c'è fisicamente. Teleton, l'AISLA, l'Arisla, ci sarà il professore Rosario Ecco, perché Gulino. sono le altre associazioni, le vogliamo ricordare? Arisla con il professore Rosario Gulino che sarà presente, proprio si occupa di ricerca sulla SLA all'Università di Catania, e poi ci sarà ovviamente AISLA con l'avvocato Orazio Rena per assistenza ai malati di SLA, per i pazienti di SLA, che bisogna fortificare in Sicilia, è molto importante perché affrontare questa malattia, ho appena saputo purtroppo ieri della morte della compagna di un carissimo amico mio, di SLA proprio, e onestamente bisogna parlarne, quindi già il fatto di organizzare la conferenza stampa è stato proprio per parlare di SLA, che magari è una malattia sconosciuta a molti, però è giusto parlarne perché è una malattia a tempo. Il tempo è importante nella nostra vita, quindi è giusto parlare di SLA. Come no. Complimenti e grazie a Andrea Bonina mille, che ha ideato questo evento di intitolazione del campo di calcio di Maletto, e complimenti a Maurizio Gibilaro che è il coordinatore provinciale di Teleton Catania. Ci fermiamo qui provvisoriamente, voi state con noi, tra poco un altro argomento. Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, ci poniamo una domanda importante: che fine ha fatto il salario minimo? Le 9 euro l'ora chieste dalle opposizioni. Ne parliamo con Giuseppe D'Aquila che è il segretario confederale della CGIL di Catania, a cui diamo il benvenuto. Allora, l'altro giorno la Camera ha votato la proposta di salario minimo a 9 euro l'ora, però voi non siete contenti, perché? Perché in realtà non l'ha votata, è stato inabissato sostanzialmente l'argomento del salario minimo con un emendamento, insomma con la presentazione di una ulteriore proposta di legge da parte del governo al Senato. Nei fatti si insabbia uno strumento che poteva essere un tassello importante su una discussione molto più complessiva, che è quella della questione salariale. Inoltre questo governo perde una grande occasione, punta al concetto di gabbie salariali, insomma, che avevamo dimenticato già dal 1972. Gabbia salariale, ricordiamolo, era un'antica battaglia proprio della CGIL a suo tempo, negli anni trascorsi, quando c'erano le differenze di salario a secondo di dove ci si trovava e a secondo dei mestieri che si svolgevano. Era una battaglia dove la CGIL, il sindacato ha vinto. Abbiamo sconfitto questo principio, ma da questo punto di vista... Voi temete che si possa tornare indietro? Perché? Perché praticamente che è successo? Che adesso è stata votata la delega al governo, sarà il governo che deciderà volta a volta, caso a caso, ecco di qui il timore delle gabbie salariali e così via. Ecco, ma in realtà c'è in Italia un sostituto al salario minimo. Nei contratti collettivi ci sono dei minimi salariali che coinvolgono ormai l'85% dei lavoratori. Mi corregga se ho sbagliato. Assolutamente sì. Anche lì abbiamo un grande tema proprio nella vicenda più complessiva delle retribuzioni e dei salari. Noi su circa 1000 contratti registrati al CNEL abbiamo soltanto 200 contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e dalle associazioni datoriali più rappresentative, che garantiscono salari e condizioni normative, dalle malattie alla maternità, al welfare sociale, insomma tutta una serie di condizioni che costituiscono parte integrante del salario e della dignità del lavoro. Di questi 1000 però 800 sono contratti pirata, e se vogliamo affrontare la questione del lavoro povero, della precarietà, questo ad esempio è un concetto che deve essere affrontato e combattuto. Ripeto, la questione salariale è molto più complessa rispetto alla mera questione del salario minimo, che sarebbe stato
un ottimo punto di partenza per tutelare innanzitutto i più deboli, perché poi anche qui bisogna avere cognizione di quello che accade nella realtà, al netto di quello che succede nei palazzi. Un paese che vive del 18% di inflazione, tradotto in condizione reale, vuol dire che chi ha guadagnato 2.000 euro al mese, cioè con tredicesima e quattordicesima 28.000 euro l'anno circa, ha perso 5.600 euro, cioè come se io avessi guadagnato 5.600 euro meno. Questo lo vediamo negli scaffali dei supermercati, lo vediamo quando andiamo a fare rifornimento di carburante, questo lo vediamo nella vita quotidiana e quindi nelle condizioni reali, quando si parla di ceto medio, di ceto povero, lì bisogna scegliere se fare studiare i figli all'università piuttosto che curarsi. Però non tutti sono d'accordo, mi permette, per esempio la CISL non è d'accordo, dice gestiamo questa questione con la contrattazione, cioè ogni volta, ogni categoria, ogni gruppo di lavoratori, adesso poi insomma non voglio entrare nei dettagli, comunque con la contrattazione si può arrivare anche a ottenere questi 9 euro minimi l'ora di aumento. Che Io condivido il fatto che la contrattazione che noi facciamo quotidianamente in tante realtà, è chiaro che non può bastare perché la contrattazione non riusciamo a farla in tutte le aziende, non riusciamo a farla nel piccolo ristorante dove spesso assistiamo allo sfruttamento dei lavoratori con meno di 30 euro a serata, quindi per 8 ore di lavoro, non riusciamo a farlo nel piccolo commerciante, non riusciamo ad affrontare, proprio perché c'è una legislazione attorno alle retribuzioni che va modificata e va adeguata ai tempi, va adeguata alle condizioni europee. Quindi la contrattazione di secondo livello, che ben venga, ma deve essere un elemento aggiuntivo al contratto collettivo nazionale che deve garantire il diritto complessivo della retribuzione, che come recita l'articolo 36 della Costituzione deve essere equa, sostenibile, adeguata rispetto alla professionalità che svolge in quel settore. Il governo nel negare nella sostanza il salario minimo si è basato molto sulle conclusioni del CNEL, che è quello diretto dal professor Brunetta, che se non ho sbagliato, se non ho capito male, dice il salario minimo non è una priorità, dice il CNEL. La povertà lavorativa, sostiene, dipende dai tempi di lavoro. Cioè se uno lavora poco è chiaro che guadagna di meno, se ci fosse i tempi coerenti per tutti il salario sarebbe equivalente. Dalla composizione familiare addirittura, cioè dice, perché se lavora uno solo, certo poi e poi anche dall'azione naturalmente dello Stato. Poi una cosa del genere vi fa diventare i capelli dritti in testa. No, mi fa una domanda molto complicata e cerco di semplificare in pochissimi secondi. Innanzitutto il governo affida al CNEL, che è un organismo di orientamento da questo punto di vista, modificando le regole del CNEL e gli assetti della composizione del CNEL. Quindi prima ha modificato le cose e poi chiede il parere al CNEL. Dopodiché il CNEL stesso sa che la vera questione è ad esempio le sfaccettature dei vari contratti che ci sono. Se io e lei riuscissimo a fare un contratto sui giornalisti e non rappresentiamo nessuno, ma quello diventa un contratto che è nazionale e quindi applicabile in tutte le realtà, noi guardiamo il dito e non la luna, cioè non affrontiamo sostanzialmente il problema. Il tema è il senso di responsabilità e la scelta politica che deve fare il governo verso un ceto che è stato devastato in questi ultimi 2 anni e non solo, e deve fare una scelta politica chiara. Se il tema è quello lì di guardare a zone del paese, in vista magari, mi permetto di dire, dell'Europea, aggredire la pancia di quel pezzo di elettorato con la questione delle gabbie salariali, che si riferiscono sostanzialmente a quei concetti richiamati prima anche dal CNEL, è chiaro che non si affronta il problema. È evidente che noi tutto questo non lo possiamo accettare. Certo. Abbiamo scioperato, abbiamo fatto uno sciopero generale che si è sviluppato in 3 settimane in tutto il paese. Se si ascoltassero le persone in carne ed ossa in quelle piazze, si riscontra davvero quanto drammatico sia il momento per la stragrande maggioranza dei cittadini. E in Sicilia com'è la situazione? Come sarebbe se passasse l'idea?
Perché Sicilia è tra reddito di cittadinanza ormai verso l'estinzione o la sostituzione, come abbiamo visto, e molto lavoro nero. Quindi... Ma anche questo è un elemento di grande miopia del governo, perché se si abbandonano alcuni pezzi di società non si possono sviluppare invece le grandi opzioni e le grandi opportunità che offre questo territorio sulle due direttrici del futuro: digitalizzazione ad esempio e transizione energetica, tanto per citare due casi. Potrei parlare della formazione, della crescita delle professionalità, ma se ci concentriamo su questi due elementi abbiamo enormi opportunità da mettere in campo e da sviluppare. Il tema è mettere a sistema una serie di opportunità che dobbiamo costruire nei nostri territori e farli diventare parte trainante dell'economia del Mezzogiorno e quindi tutto il Paese. Quindi dovremmo guardare a una complessità ben più ampia rispetto agli argomenti, per questo mi permettevo di dire che sembrano più elementi di carattere, argomenti di distrazione di massa, come si suol dire, invece affrontare le questioni vere e le grandi opportunità che invece abbiamo e che dimostriamo quotidianamente. L'ST, nell'esempio classico e lampante. No? Cioè che cos'è? L'ST, ad esempio, è quella realtà, quella multinazionale dove si sviluppano degli investimenti importanti e guarda caso si sviluppano dove ci sono delle retribuzioni, che è a Catania, 5.000 e passa dipendenti, è il leader internazionale e mondiale del settore dei semiconduttori, hanno chiuso un'integrativa aziendale, la contrattazione di secondo livello, con circa 5.000 euro da redistribuire ai lavoratori proprio alcune settimane fa, e questo è l'esempio che dimostra che dove ci sono delle eccellenze, dove si guarda alla professionalità delle persone, all'eccellenza, ai diritti complessivi, in questi luoghi è dove si concentrano i reali investimenti di sviluppo e di prospettiva dei territori. Quindi noi, ad esempio Catania, potrebbe essere quell'esempio, quel volano di sviluppo che può concentrare tutta una serie di attività. Certo. Lo stesso vale per il settore energetico, del farmaceutico, insomma abbiamo più opportunità da mettere in campo se li guardiamo dentro una logica di sistema. Se guardiamo, ripeto, il dito e non la luna, qualche difficoltà avremo. Comunque i salari italiani sono tra i più bassi d'Europa, rimangono sempre tra i più bassi. Assolutamente sì, ripeto, noi abbiamo subito nella media ponderale parliamo di un 15% meno di retribuzione, che come dicevo all'inizio parliamo di tagli netti sostanzialmente alle retribuzioni delle persone, nonostante abbiamo enormi, ripeto, opportunità da mettere in campo anche in termini di contrattazione collettiva. È chiaro che i processi sociali, anche territoriali, creano delle condizioni molto difficili da mettere in campo per guardare una questione salariale. Abbiamo la questione di creare sviluppo e quindi occupazione sana e produttiva. Se questa cosa non viene interpretata nel modo corretto dal governo nazionale innanzitutto e anche quello regionale, rischiamo di rincorrere processi ma rimanere sempre indietro. Adesso soffriamo un po', voglio dire che da gennaio del 2024 i dipendenti dei supermercati Aldi in Svizzera avranno un salario minimo di 5.000 euro al mese. L'iniziativa coinvolgerà i 3.900 dipendenti di questi Aldi, questi supermercati della Svizzera, che sono distribuiti in 242 punti del paese. Magari è un grande auspicio, io credo che noi abbiamo sistemi anche sociali differenti fra i diversi paesi, è chiaro che dobbiamo prendere sempre il meglio. Non pretendiamo tanto, ma è chiaro che dobbiamo ricostruire un sistema sociale che consente, ripeto, l'applicazione della nostra Costituzione. Io devo poter lavorare, non devo essere povero pur lavorando, come spesso dice il mio segretario generale Maurizio Landini. Devo avere la condizione di dignità nel mio posto di lavoro per mantenere la mia famiglia, per comprarmi la pizza piuttosto che sopravvivere e andare quindi al supermercato tranquillamente e non fare una cernita. Credo che ci siano tutte le condizioni per poterlo fare, ma purtroppo questo Paese sta innescando meccanismi estremamente pericolosi e ci fanno perdere pezzi rispetto anche alla competitività europea e mondiale su processi invece di grande eccellenza. L'ultima domanda che le faccio, la nostra Premier dice nella sostanza, cioè questo
questo sarebbe un escamotage un po', adesso non la cito testualmente, quindi dico il senso, un po' assistenzialista, e invece la vera soluzione, la vera risposta è quella di trovare occupazione nuova. Quello è, dice, cioè, trovare il lavoro invece di garantire un salario minimo di 9 euro all'ora per chi, diciamo, in qualche modo il lavoro già ce l'ha. Per creare lavoro non c'è un'unica alternativa, bisogna creare logiche di investimento e di sistema nei territori, nelle regioni e a livello nazionale, che anche da questo punto di vista non vediamo, a parte gli annunci sul ponte, un po' di scippie, un po' di mance su alcune cose, però non c'è una politica industriale ormai da anni in questo Paese, non è soltanto responsabilità di questo governo, assolutamente no. E ripeto, rischiamo di perdere occasioni importanti rispetto ai processi di digitalizzazione e di transizione energetica che si stanno sviluppando alla velocità della luce. In questi processi chi arriva primo vince e non è prevista una seconda opportunità, quindi rischiamo di non cogliere queste cose. Grazie a Giuseppe D'Aquila, segretario confederale della CGIL di Catania, buon lavoro, in bocca al lupo naturalmente per le vostre battaglie, per il salario minimo e tutte le altre. Facciamo una breve pausa, poi dopo parleremo di canto lirico, naturalmente il nostro Teatro Massimo Bellini in prima fila, che diventa patrimonio dell'umanità. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo felici di ospitare Giovanni Cultrera, che è il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, una delle eccellenze della nostra città. L'occasione è quella della nomina, della designazione del teatro lirico italiano come patrimonio immateriale, ovviamente patrimonio dell'umanità. E questo è avvenuto nei giorni scorsi in Africa, è un riconoscimento importantissimo, no? Un riconoscimento fondamentale, l'immaterialità, ovvero l'immanenza, soprattutto nelle nostre coscienze, nelle nostre anime, di un patrimonio inestimabile, perché non si può prezzare, non si può spiegare il valore, ma sappiamo che è un bene oltre il monumento, è un bene culturale, è un bene dell'uomo, è un bene dell'anima dell'uomo ed è un bene appunto riconosciuto dall'UNESCO con la sua valenza per quello che deve essere. Cos'è il canto lirico? Il canto lirico è una nostra espressione, è una nostra fondamentale e naturale espressione. Fin da bambini nasciamo con il primo canto, che è il nostro pianto, ecco, che è il nostro pianto, poi lo affiniamo, ma il canto lirico rappresenta, oltre che l'espressione, il contenuto. E quindi vediamo questo monumento immateriale che vuole spiegare a tutti noi, non solo ai più piccoli ma anche ai più grandi, che cos'è un'opera lirica e che cosa si racconta in un'opera lirica. Si pensa spesso che siano storie obsolete, antiche, di centinaia di anni fa, e invece si racconta veramente il mistero dell'uomo sulla terra che si ripete. Parlano di noi, storici, infatti. Parlano di noi. Però volevo dire che il canto lirico, nell'essere premiato, coinvolge la musica anzitutto, il canto ovviamente, ma anche recitazione e scenografia, è vero? Soprattutto perché vi è un'ambientazione, ecco, questo mondo fantastico dell'opera, non solo un'espressione sonora, non solo il canto, non solo ascoltare con le orecchie, la testa, il cervello, il cuore, tutto il nostro corpo e la nostra anima che vibrano, ma anche avere la consapevolezza di immergersi in una magia, in una storia, la scenografia, questa riproduzione, ecco, questa riproduzione come se ci trasforma e ci trasporta in un'altra epoca, in un'altra dimensione, soprattutto nell'altra dimensione di noi stessi. Noi impariamo in un'opera, unificandoci a determinati personaggi, a diventare
anche più eroi, a capire le nostre gesta quotidiane, ma anche a scoprirci un po' a volte inopportuni, a volte anche vigliacchi, che abbiamo girato lo sguardo in alcune cose, perché è importante, ecco, avere una consapevolezza di ciò che viene messo in scena. È come uno specchio, vero? È uno specchio, è veramente come uno specchio. L'ultima opera lirica andata in scena con grande successo, La Traviata, ecco, questa scenografia di Svoboda ha rilevato e rivelato con questo specchio, ecco, come il pubblico sia ancor più non solo spettatore ma spettatore, quindi spettatore sul palcoscenico e diventa protagonista del dramma e del melodramma. Questo è uno dei successi più recenti del Teatro Massimo Bellini di Catania, di cui Giovanni Cultella è sovrintendente, adesso ne parleremo tra poco. Volevo solo aggiungere che questo traguardo, cioè il riconoscimento del canto lirico italiano come patrimonio immateriale dell'umanità, è anche come dire, il risultato di un lungo percorso avviato nel 2011, pensate, quando i cantanti lirici solisti si sono costituiti in un'associazione che si chiama Cantori Professionisti d'Italia, allo scopo appunto naturalmente di diffondere e difendere assolutamente giusto, sì, tutte e due le parole, il valore della musica, del teatro d'opera come eccellenza e patrimonio proprio del nostro paese. Hanno avuto una idea decisiva, perché poi questo lavoro li ha portati a questo successo e ha portato tutti voi a questo riconoscimento che è veramente fondamentale, importante. anche perché l'unione di tutti i cantanti, di tutti coloro che lavorano nel mondo del teatro, perché i cantanti rappresentano anche tutte le masse artistiche, l'orchestra, il coro, tutte le masse tecniche e perché no anche quelle amministrative che ovviamente sono il motore di un teatro. Ecco, loro hanno spiegato, unendosi tutti quanti, con una sinergia fantastica, hanno spiegato che il canto è non solo bello ed estetico, ma soprattutto etico, perché l'insegnamento che si vuole dare, ripeto, a noi stessi sempre, a qualsiasi età, ma soprattutto ai giovani, è quello di dare il coraggio dell'esempio. Cor abeo sul palcoscenico, cor abeo, ho il cuore di dare un assolo, un canto, e dal vivo, ricordiamo che è un'opera dal vivo l'opera lirica, cioè dal vero, quindi l'emozione che si percepisce immediata fra chi canta e chi ascolta, fra chi suona e chi ascolta, è diretta e immediata ed è un esempio. Oggi noi abbiamo sempre uno schermo che, per carità, ben venga il progresso tecnologico, ma parliamo anche di un solipsismo informatico, di una logica che attanaglia i giovani dietro un tablet e diventano leoni da tastiera. Poi la personalità dal vivo diventa un po' scevra. Il contatto diretto invece con il massimo di un cantante, di un attore, parlo anche per la prosa, per tutto, è di grandissimo esempio. Pensiamo alle rappresentazioni di Siracusa, che sono un esempio come le tragedie, ecco, un'emulazione assoluta che oggi rappresenta forse uno dei pochi banchi di prova per i giovani che vogliono affacciarsi nel mondo della vita, perché la personalità si sviluppa soprattutto anche grazie all'emozione in teatro. Beh, Giovanni Cultella ci trasferisce la sua passione, ce la fa sentire e ce la fa condividere. Complimenti. L'ultima cosa che le chiedo è, al Teatro Massimo Bellini ci aspetta ancora tantissimo, ci sarà il concerto di Capodanno, immagino, poi c'è Turandot, il Lago dei Cigni, cosa c'è ancora? Noi siamo costantemente in scena. A tal proposito ringrazio il pubblico che ci sta onorando di una strepitosa campagna abbonamenti. Ancora fino ai primi di gennaio siamo in campagna abbonamenti per la stagione lirica, mentre per la stagione dei recitals, mentre per la stagione sinfonica abbiamo già iniziato, la stagione 23-24 abbiamo registrato tutti sold out con tanto anticipo, ma soprattutto abbiamo registrato un dato storico che è il sold out in abbonamento
addirittura di un turno, e all'80% di un altro turno, che per fortuna consente a chi vuole acquistare il singolo biglietto di poter, ecco, far ruotare questa offerta. Quindi si parla già di una predisposizione di un terzo turno che diventa anche storico per la storia di tutto il teatro, e di questo siamo orgogliosi e ringraziamo il pubblico. Stesso discorso sta avvenendo con la lirica, perché soprattutto tantissimi, ma tantissimi giovani si stanno abbonando, si stanno avvicinando e sono presenti anche in turni serali, ragazzi che frequentano le scuole. Stiamo ammirando a un processo veramente di divulgazione totale di quella che è l'offerta musicale. Noi siamo in scena, a parte il concerto di Capodanno, anche stasera stesso il gospel americano, ecco, poi il concerto di Capodanno, avremo ancora altre sorprese, ma l'appuntamento già comincia per il 12 gennaio, Turandot. Una grande messa in scena, e poi subito a seguire il Lago dei Cigni, Tchaikovsky, ed è il 24 gennaio, ma bisogna ricordare una data: dal 5 gennaio 2024, ecco, sono in vendita i singoli biglietti per tutta la stagione 2024. Ci chiedono spesso quando è che possiamo acquistare i biglietti. Eccolo. Ecco, terminata la campagna abbonamenti, o comunque dal 5 gennaio ancora ci si potrà abbonare fino al 12 gennaio alla prima di Turandot, e già dal 5 si possono acquistare i singoli biglietti. Ed è la conferma di un successo straordinario dovuto all'impegno, alla passione che avete appena sentito di Giovanni Cultrera, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania. È dovuto a un consiglio di amministrazione, ora che vede il sindaco, a tutta una serie di dipendenti, di masse stabili e anche di tanta gente che si avvicina al mondo del lavoro. Fino a ieri abbiamo continuato col nostro processo di stabilizzazione. Parliamone 3 secondi, ecco, di coloro che hanno prestato per tanti anni la loro professionalità, e quindi anche questo è teatro, e soprattutto questo è teatro. Complimenti, perché abbiamo appena finito di parlare di difficoltà nel lavoro e difficoltà nella come dire, sistemazione dal punto di vista contrattuale, e sentiamo invece un'altra campana che è di tono decisamente diverso. Complimenti anche per questo a Giovanni Cultrera, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania. Davvero. Adesso ci lasciamo con l'almanacco. Voi state con noi e poi dopo ci saranno altre cose. Buongiorno Sicilia. Grazie ancora e complimenti. Grazie a voi. Cosa fare se avete tenuto sulle unghie lo smalto più del dovuto e i colori scuri come il bordeaux o il marrone hanno lasciato una brutta chiazza gialla? L'ideale è passare un batuffolo di cotone imbevuto di succo di limone, che ha un forte potere schiarente. Studi della Oxford University hanno rivelato che la musica può influenzare il sapore del cibo, l'odore e l'aspetto di qualsiasi pietanza. I bassi fanno risultare il sapore più amaro, mentre gli acuti più dolce. L'avete mai conosciuta una persona a cui non sta mai bene niente? Se tutti vogliono andare al mare, quello propone la montagna. Se volete fare serata, lui vi spinge a starvene sul divano. Se gli altri esprimono un'opinione, lui deve dire l'esatto opposto, per il gusto di contraddire chiunque. Ecco, questa persona è un Bastian contrario, uno che non si accontenta mai ed è sempre in direzione contraria rispetto agli altri. Eccoci di nuovo insieme in diretta per dare il buongiorno e il buon caffè al nostro Marco Amato. Marco, ci sei? Ecco. Ci sono, buongiorno Sicilia, buongiorno. Ma scusa, cos'è, un bicchierino di plastica? No. No, è no. ceramica. Keep calm and have a coffee. Mantenete la calma e sparatevi questo caffè, bellissima.
Esatto, io mi penso caffeinomane. No, io ti invitiamo, Emanuele e io ti invitiamo. Senti Marco, oggi ho il sospetto che tu ti possa occupare di un personaggio di cui si parla molto in queste ore, anche sui quotidiani che ci ha illustrato Emanuela poco fa. Esatto, acutissimo Scorpione come sempre. Michele, hai indovinato perché ho scelto di parlare del personaggio più chiacchierato della settimana, ma non solo di lei, anche di un'altra persona. Sto parlando di Chiara Ferragni. Chiara è una toro. C'è una ragione zodiacale per cui c'è stato questa impasse un po' così fastidiosa relativa alla faccenda del panettone e dell'antitrust. Ecco, non mettendo assolutamente in dubbio le buone intenzioni di Chiara da parte mia e delle stelle, volevo fare appunto presente Chiara è una toro che i valori zodiacali di Toro sono segnati da Giove e da Urano. Giove è un pianeta che espande moltissimo, mentre Urano crea gli imprevisti. Urano è un pianeta incompatibile totalmente al Toro, ci sta da 5 anni e mezzo e ancora per un anno e mezzo imperverserà nel segno zodiacale del Toro, creando appunto quegli imprevisti che vengono associati a Giove magari dal tentativo di fare dei passi più lunghi della gamba. Quindi assolutamente questo impasse, questo incidente relativo a questa faccenda dei panettoni può essere leggibile da un punto di vista astrologico in una maniera assolutamente chiara. Ecco, vedete, l'astrologia si mette sempre a disposizione per ricercare una determinata causale che può aiutarci a indicarci come non incorrere nell'errore. Ebbene, auguro a Chiara, sicuramente da brava stratega di marketing, qual è stata di essere assolutamente un po' più attenta a determinate cose, ma è una segno di terra, quindi è una concreta. Segno di terra è anche la signora Meloni, che l'ha attaccata più o meno velatamente in questo senso, il rigorismo formale del Capricorno contro la venusianità Toro. Ecco appunto come vediamo. Ecco spiegato il rigorismo formale, com'è? Il Capricorno è segno di Saturno e presuppone un rigorismo formale. È proprio perché i segni zodiacali saturniani, Capricorno e Acquario, sono un po' assolutisti. In particolare il Capricorno è anche il segno degli asceti, della resistenza e dei conservatori tendenzialmente. Le nature terrene, l'elemento è l'essenza di un segno zodiacale, per cui le due signore hanno una terra venusiana, come nel caso di Chiara. Il Toro è il primo segno di Venere, quindi è una terra fertile che vuole produrre estetica e bello. La terra del Capricorno è la terra delle rocce, quella delle cime delle montagne, quella dura, solida, fredda, che vuole comunque assolutizzare, concretizzare qualcosa di forte, di solido. Quindi la natura zodiacale delle due signore entra in gioco in maniera perfettamente leggibile da uno schema astrologico. E detto questo, oggi vi annuncio che c'è una dolcissima luna in pesci che riesce però a creare un reticolato d'aspetto molto interessante che influenza molti segni zodiacali. Essendo in pesci, chiaramente Scorpione e Cancro ne godono di più, assolutamente intuitivi e acuti. Il Cancro sempre versato rispetto alla famiglia, alla logistica. In questo periodo i Cancro devono decidere tutti come investire meglio il proprio spazio e il proprio effetto, mentre invece gli Scorpioni, acutissimi e intuitivi più che mai, stanno vagliando tutta una serie di proposte che magari per l'anno nuovo, ecco, possono sembrare decisamente molto interessanti. L'intuito non vi tradirà. Pesci assolutamente empatici e ricettivi oggi ricevono una forte potenza planetaria che mette a posto sia alcune questioni di lavoro sia alcune questioni personali. Se va bene agli acqua, chiaramente va bene anche ai terra.
In terra sono Toro, Vergine e Capricorno. Il Toro, appunto, con un uragano chiamato Urano dentro il suo segno zodiacale, deve sempre stare attento a non fare passi falsi, anche se le proposte sono veramente tante, ricche con Giove. Vergine, risistemazione un po' di tutto, una Vergine che corre soprattutto prima delle festività per fare quadrare i bilanci e per portare a termine alcuni progetti. Il Capricorno per adesso è il segno zodiacale forse più splendido, proprio perché riceve degli aspetti planetari assolutamente vantaggiosi, un Capricorno vincente che sa stare sulla scena e soprattutto è innamorato. Un po' meno chiaramente i segni di fuoco e i segni d'aria. Gemelli, Bilancia, Acquario, curiosi più che mai. I gemelli sono un po' nervosi sotto queste feste perché non riescono a trovare la comunicativa giusta a mettere d'accordo una serie di familiari, cose o persone. Bilancia invece si riscopre sempre più innamorata e tutta una serie di novità, di notizie esplosive al lavoro in senso positivo arrivano per questo segno zodiacale. Acquario, troppo poco tempo per fare tutto quello che avete in mente, ma sempre tirate fuori il coniglio dal cilindro, quindi bravi, in bocca al lupo, continuate, non stressatevi troppo. Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, interessantissima la ricerca affettiva dell'Ariete. Leone deve aggiustare qualcosa su cui ha dei sospetti negli affetti, non siate troppo sospettosi. Sagittario invece è decisamente molto più ricaricato e finalmente ci voleva una bella ventata d'aria fresca per il Sagittario. E detto questo, ragazzi, con la mia poca voce ma sempre col mio tanto caffè, vi auguro una splendida giornata e pensatevi bellissimo. Caffettati. Sei stupendo, grazie mille, la voce andava benissimo e adesso vogliamo dare un'occhiata ancora finale. Ma io direi ormai restiamo per chiudere, ecco, questo grande capitolo. Chiara Ferragni, ti faccio vedere gli ultimi due titoli. Quel titolo di prima. Oggi i giornali sono scatenati. Guarda Libero, recita di Natale della Ferragni il Cine Pandoro. Siamo in periodo di cinepanettoni, in questo caso il Cine Pandoro. Le lacrime di coccodrillo di Chiara, mentre Fedez insiste, attacca il governo. Nella storia irrompe addirittura la fidanzata della Schlein, che dice è una soap diventata. E poi ti faccio vedere l'ultimo, Il tempo di Osho, dopo la gaffe del Pandoro benefico. Ferragni fa mea culpa. Leggi tu, perché questo è il parla il romanesco e dice: scusate se tiro sul cornaso, ma sto maglioncino da clinico che mi hanno fatto mette, mi hanno fatto mettere, mi sta già a fare allergia. È l'abbigliamento dimesso a cui lei non è abituata, l'acrilico. L'acrilico è acrilico, ma che sarà mai? Va bene, iniziamo con il 19 dicembre del 1843, quando Dickens pubblicò la prima edizione del Canto di Natale, celebre racconto, eccolo qua, di un uomo avaro e solitario che è visitato da una serie di spiriti del Natale. Il 19 dicembre 1976, con l'ammaraggio dell'Apollo 17, si conclude l'avventura dell'uomo sulla Luna. Si chiude così l'epoca delle esplorazioni lunari iniziate con la famosa missione dell'Apollo 11 nel 1969. Il 19 dicembre 1983 viene lanciato l'ELISA, si chiama così il primo PC, il personal computer dotato di mouse, e viene commercializzato dalla Apple. Lo vediamo in questa foto, io non lo ricordavo. Eccolo qua, guardate, Steve Jobs quando era ancora in perfetta forma. Sono passati 26 anni, 19 dicembre del 97 esce in tutte le sale Titanic, o Titanic come diciamo noi, il Colossal diretto da James Cameron, uno dei maggiori successi di Hollywood, premiato con 11 Oscar. L'anno dopo, 19 dicembre 98, Clinton, che è il presidente degli States, viene messo sotto accusa per avere mentito sotto giuramento riguardo a una relazione con questa persona, Monica Lewinsky, una stagista della Casa Bianca. Le indagini hanno fatto scalpore in tutto il mondo, ma si sono concluse lì. Nel 2005, il 19 dicembre, il presidente iraniano prende una decisione senza precedenti. Vieta la musica occidentale in tutte le radio e televisioni del paese. È la prima volta che un capo di Stato definisce la musica popolare un pericolo destabilizzante. E poi nel 2012, il 19 dicembre, la storica azienda fotografica Kodak dichiarò il fallimento dopo 131 anni di attività. Fu la
fine di un'era e il passaggio verso la fotografia digitale. E per concludere, il 19 dicembre del 77 nasce Elisa Toffoli, eccola qua, guardate quanto è carina, in arte semplicemente Elisa. Fin da piccola scrive e canta in inglese, la consacrazione avviene con Sanremo 2001 che vince con la canzone Luce. Seguono oltre 20 anni di carriera ad alti livelli, segnati da più di 5 milioni e mezzo di dischi venduti. Una delle sue collaborazioni più note è con Ligabue nella canzone A modo tuo, scritta interamente dal cantante, quindi è Luciano Ligabue che ha scritto per Elisa, come dedica alla figlia Linda. È un invito del genitore al figlio a camminare, cadere, rialzarsi, tutto quanto a modo suo. È così che vi lasciamo, fate anche voi a modo vostro, basta che ci vedete domani. Grazie, buona giornata, buon giorno.